Arrivano ogni mattina alle prime luci dell'alba. Intere famiglie con le ceste raggiungono i loro campi. È autunno avanzato, la stagione dei raccolti è finita, ma la terra si prepara a vivere la sua ultima fioritura. C'è una voglia di fare presto. Mani abili e veloci frugano fra le delicate corolle di fiori che spruzzano di blu violaceo le piccole coltivazioni. Con buona lena, in un'ora si possono raccogliere 1 migliaio di fiori. Ma c'è l'insidia del vento, quando soffia improvviso. È difficile che i tradizionali cestini a bocca larga riescano a trattenere i fiori. Si provvede a utilizzare i più funzionali cesti a collo stretto, che ne impediscono la fuoriuscita. È un lavoro duro e faticoso, di grande pazienza. Un gesto sempre uguale che ha attraversato i secoli, trasmesso da una generazione all'altra. Un fiore meraviglioso che, come in uno scrigno prezioso, racchiude gli stimmi. 3 piccoli e delicati filamenti rosso-arancio. Occorrono circa 130.000 fiori per ottenere 1 chilo in fili di queste misteriose appendici vegetali dal caratteristico profumo. È l'oro vermiglio dello zafferano, dal nome scientifico Crocus sativus. Siamo in Sardegna, nel centro dell'ampia e distesa pianura del Campidano. Qui lo zafferano raggiunge la sua qualità più alta, favorita dalle condizioni climatiche e dalla natura dei terreni argillosi. Frequente e assai forte, il maestrale percorre senza ostacoli questa fascia pianeggiante. Estensioni di grano si alternano a spazi erbosi dove pascola il bestiame. La pianura cede poi il passo all'imponente massiccio del Monte Linas, una delle più vaste e complesse catene montuose dell'isola. Nel cuore di questo vasto territorio, tra i più incontaminati della Sardegna, si incontra la cittadina di San Gavino Monreale, sorta nel secolo XIV, intorno alla chiesa di San Gavino Martire. Centro spiccatamente rurale, questa località si rivela sin dal 1600 una fiorente area di produzione dello zafferano. Dominante il paese è il castello, a cui fu aggiunto il nome Monreale durante la dominazione spagnola intorno al 1300. Un periodo in cui la nazione sarda si esprime nelle forme politiche autonome dei giudicati, in cui fu divisa. Qui regnò la giudichessa Eleonora d'Arborea. La rocca incombe sulle campagne che circondano San Gavino e mentre lo sguardo spazia su questi sconfinati orizzonti, millenari misteri si affollano tra epoche remote. Su Nuraxi, la più nota manifestazione dell'architettura nuragica dell'intera Sardegna, risalente al XIII secolo a.C. Da queste coniche apparizioni di pietra su pietra affiorano le impronte dei caratteri arcaici della civiltà sarda e che hanno segnato anche le origini di San Gavino Monreale. Questo guardiano della preistoria ci ricorda l'organizzazione del territorio di una società prevalentemente agricola e pastorale. Tra queste terre senza tempo, Oriente e Occidente si sono fusi, diventando una cosa sola, grazie al fiore dello zafferano. Conosciuto da millenni nelle zone del Mediterraneo e in Asia, lo zafferano lo si ritrova in pitture e decorazioni del XVI secolo a.C. Ma è con gli arabi, dopo l'XI secolo, che questa coltura si propaga in Europa. Infatti, la parola zafferano deriva dal termine arabo za'afaran, che significa colore giallo. In Sardegna la pianta viene introdotta nel IX-X secolo, quando nell'isola si diffonde il monachesimo basiliano.
A San Gavino Monreale, nel convento di Santa Lucia, fondato dai seguaci di San Basilio, già si fa uso dello zafferano per colorare tessuti, dipinti e per motivi liturgici. Il primo attestato che rimanda allo zafferano sangavinese è del 1539. L'atto certifica che un ciabattino di San Gavino, avendo acquistato da un commerciante cagliaritano una fornitura di rotoli di tela, si impegnava a pagare 4 libbre di zafferano ricavato dalla raccolta della prossima fioritura. Da allora il legame con le risorse della terra si consolida più che mai nei secoli, con una straordinaria produzione diventata di nicchia, lo zafferano. Inoltre, la continuità della civiltà contadina favorisce a San Gavino lo sviluppo di un originale artigianato edilizio, la costruzione delle case con mattoni crudi. Una tradizione legata alla manipolazione dell'argilla, impastata con paglia per confezionare i lardini, cioè i caratteristici mattoni non cotti. Una scenografia familiare ormai abbandonata. A San Gavino Monreale la storica cultura dello zafferano diventa un valore importante della comunità. Abitudini e modi di vivere dei sangavinesi hanno così favorito una sorprendente realtà produttiva e di consumo di questa particolare spezie. Oggi San Gavino è diventata la capitale nazionale dello zafferano, con i suoi 25 ettari coltivati, a differenza della superficie di 45 ettari esistenti nella penisola. Tra la seconda metà di ottobre e la prima decade di novembre avviene la raccolta sui piccoli e più grandi appezzamenti, sparsi a centinaia per le campagne intorno al paese. Per ogni ettaro coltivato si ricavano dai 6 agli 8 kg di rossi stimmi. In questo periodo lo zafferano raggiunge la sua massima fioritura. È il momento magico, atteso con trepidazione dalle famiglie. Si incide con destrezza il fiore nel punto in cui inizia la campana, con l'unghia del pollice premuta sull'indice. L'esplosione del fiore si manifesta non gradualmente, ma di colpo, su grofu, come si dice in sardo, perché lo zafferano viene fuori quando ne ha voglia. Ma se c'è il timore che inaspettatamente arrivi il cattivo tempo, si accentua una sorveglianza ansiosa del vento e del cielo. A ovest di San Gavino si affaccia sul Mediterraneo il monte Arquentu. I coltivatori lo temono perché la cima, quando è coperta di nubi, preannuncia l'arrivo di perturbazioni. Cupole pesanti e nere che il forte vento spinge dalla costa fanno precipitare sui campi pioggia e grandine, rallentando il passaggio dei contadini e condizionando la raccolta. L'uomo di campagna sa che il vento è quasi sempre la causa della pioggia o del freddo intenso. Lo zafferano teme il freddo e la fioritura può bloccarsi, mentre con l'acqua lo stilo, di solito turgido, si rammollisce, creando difficoltà nel taglio del fiore. Quando i cesti sono finalmente pieni, ci si avvia verso casa. Si pensa al grande rito familiare della sera, tutti uniti con le amiche del vicinato, per la tanto attesa sfioratura, detta samundadura. Un lavoro riservato alle donne, che per 15 giorni consolidano amicizie, nel piacere di stare insieme. Su tutte, avvolgente, il penetrante profumo dei fiori. Nasce quasi una sfida tra chi riesce a staccare il maggior numero di peduncoli rossi facendo attenzione a non dividerli. Difficilmente in un'ora si possono separare più di 300 fiori dagli stimmi, mentre un'esperta pulitrice può ricavare in media 5-6 grammi di zafferano da 600-700 fiori all'ora.
mentre il tempo passa, ci si scambiano confidenze, in un clima di complicità. Intanto, la memoria si accende con le immagini del passato. C'è stato il 95, un anno di grande siccità, non aveva piovuto dalla primavera, non si sperava di avere fiori, assolutamente. Il terreno era asciutto, era tutto spaccato in terra, tutto in spaccature. Una sera con mio marito siamo andati, ed era il 10 novembre, andiamo a vedere se si vede qualcosa, se ce n'è qualcuno. Niente, terra e basta. L'indomani mattina mio marito è andato nel campo, ha detto adesso ci vado a vedere se ce n'è, ho sentito che qualcuno ne ha trovato qualcuno. È andato verso le 9. Quando era un po' distante del campo, ha visto come una cosa lucida, sembrava che una luce, veniva una luce dal campo, da lontano. Ma cosa c'è nel campo? Cosa è successo? Come è arrivato lì? Si è dovuto fermare con la macchina perché non capiva più niente. Ma è pieno di fiori. Com'è possibile? Ieri sera non c'era nulla, c'era terra asciutta, brutta, una terra che non c'è nulla proprio. Scende dalla macchina, si avvicina, il campo era pieno, c'erano certi mazzi, così. Com'è possibile? Un miracolo. Formatasi la matassa degli stimmi appena staccati, arriva il momento della feidatura. Si tratta di ungere delicatamente con olio d'oliva i fili rossi dello zafferano. È una manipolazione leggera che serve a migliorare l'aspetto e la conservabilità della preziosa spezie. Il rito di lavorazione si conclude con l'essiccazione. Qui gli stimmi perderanno un quinto del loro peso fresco. 100 grammi di questi peduncoli peseranno dopo il riscaldamento circa 80 grammi. Lo zafferano, ben sparpagliato, viene collocato accanto ad una fonte di calore, tra i 35 e i 45 gradi. Per un chilo di stigmi secchi occorrono 120.000 fiori. Per l'uso di cucina è preferibile però che lo zafferano sia polverizzato. La polverizzazione della spezie, denominata satiriadura, è una tecnica che è rimasta immutata nel tempo. Prelevati gli stimmi occorrenti per condire una pietanza, si posano su un foglio di carta da pane. Poi vi si passa il ferro da stiro a calore moderato. Gli stimmi, così tostati, vengono facilmente polverizzati comprimendoli con un cucchiaio. Lo zafferano in polvere si dosa con comodità, si conserva meglio e più a lungo e si scioglie più facilmente. È sorprendente come la sostanza naturale solubile dello zafferano, la crocina, abbia il potere di colorare intensamente di giallo, che serve anche per creare tinte forti e calde che finiscono sulle tele dei pittori. Da secoli lo zafferano viene usato per conferire colore, ma anche sapore ai cibi. Così dolci, liquori, burro, formaggi, pasta si gustano con il profumo e l'aroma inebriante dello zafferano. I filamenti dello zafferano, ieri come oggi, sono commercializzati come zafferano in fili. In passato la specie era affidata a donne povere o vedove con figli, chiamate zaffaranayas, le venditrici di zafferano. La prima pubblicità gratuita in Sardegna, una presenza importante per l'economia della zona.
Lo zafferano è da sempre utilizzato nella cucina sarda per la preparazione di piatti tipici tradizionali, come la pasta a base di semola di grano, acqua e sale. Oppure i malloreddus, pasta di grano duro a forma di gnocchetti. Basta un pizzico per condire 5-6 porzioni. Questa spezie è la più costosa in assoluto. Un chilo di zafferano di queste aree di produzione vale 4.000-5.000 euro al chilo dal produttore. In Sardegna, la sola regione in Italia con 35 ettari coltivati di zafferano, il costo di produzione di 350-500 kg all'anno si aggira tra i 2,5 milioni e i 6 milioni di euro. Il gioiello purpureo di questa pianta officinale vale più dell'oro. Il prezzo al grammo dal produttore è sui 5-6 euro, mentre al consumatore lo zafferano sardo può costare confezionato tra i 12 e i 14 euro, con punte di 35 euro. Ma come nasce lo zafferano? Questa sostanza vegetale trae le sue origini da un bulbo che è l'organo che garantisce la propagazione della specie. La tecnica di lavorazione, che è tutta biologica, prevede la messa a dimora dei bulbi nel terreno per 4 anni, al fine di sfruttare al massimo la loro produttività. In questo periodo i bulbi si moltiplicano al punto da non riuscire a svilupparsi ulteriormente. Si provvede quindi in primavera alla loro raccolta, selezione e reimpianto, in attesa della fioritura di novembre. A San Gavino Monreale la preparazione del 90% dei campi per interrare i bulbi avviene utilizzando la forza animale e l'aratro di ferro. L'uomo e il suo cavallo che trascina il vomere. Un'esperienza antica che non si è mai interrotta, anche se per molti decenni, a San Gavino Monreale, l'attività di un'importante fonderia di piombo argentifero sembrava avesse avviato una nuova fase di transizione da contadino o pastore a quella di operaio. Poi, in epoca più recente, il declino di questo storico stabilimento non ha più assicurato posti di lavoro. Ma di fronte a una realtà che ha tradito tante aspettative, San Gavino Monreale sta per vivere la più grande scommessa dell'avvenire. C'è l'urgenza di espandere la produzione dello zafferano e di conquistare i mercati nazionali ed esteri. La coltivazione di questo oro rosso non deve ridursi ad essere considerata solo una preziosa risorsa marginale. Può invece trasformarsi nella grande fabbrica a cielo aperto del futuro. Un'occasione di sviluppo per un settore importante dell'agricoltura di questi territori. Una certezza di lavoro e di reddito per le nuove generazioni. Questo atteso rilancio è legato all'imminente riconoscimento di un prestigioso marchio europeo. Il sigillo DOP di origine protetta che si chiamerà Zafferano di Sardegna e che sarà tutelato da un disciplinare di produzione realizzato dall'ERSAT, l'ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura. Tale certificato di garanzia valorizzerà lo zafferano coltivato dalle aziende dell'isola e lo renderà competitivo per qualità e provenienza. Intanto la terra rallenta il suo respiro, perché la natura si prepara al ritmo della nuova stagione. Giacciono i petali dal colore violaceo, tanti piccoli scrigni svuotati del loro tesoro purpureo e che solo la mano nuda dell'uomo può arrivare a confezionare. I contadini riporteranno in campagna i fiori spogli, nell'attesa della raccolta dei nuovi sbocciati, perché così vuole la leggenda, per rendere prolifica la terra per il nuovo anno.